Il Natale è ormai alle porte e cosa c'è di meglio che andare a scoprire i segreti della produzione di un vero panettone artigianale? Lo facciamo qui al panificio Visentin con il titolare Mirko Visentin a Selva del Montello. Bene, entriamo e scopriamo come nasce la magia. Benvenuti. Passiamo alla prima fase dell'impasto. Questo è il nostro lievito madre, lo andiamo a inserire nell'impastatrice. Questa è un'operazione che si fa per alimentare il lievito, nel senso facciamo un rinfresco giornaliero per tenerlo sempre vivo e prima di impastare i panettoni ne andiamo a fare 3 rinfreschi. Arrivati a questa fase del nostro lievito madre andiamo a chiuderlo per conservarlo per domani mattina. Questo è il primo impasto che andiamo a fare il giorno prima per realizzare un panettone. Dunque partiamo sempre dalla farina, il nostro lievito madre, l'acqua. Iniziamo a impastare pian piano, inserendo il resto degli ingredienti un po' alla volta. Per fare un buon panettone artigianale ci vogliono circa 3 giorni. Dal primo impasto, che è questo, questa è la seconda fase di impastamento dei panettoni. Abbiamo inserito il lievito del giorno prima, abbiamo inserito la farina, un po' alla volta stiamo inserendo i tuorli d'uovo insieme allo zucchero e alla fine andremo a mettere un po' alla volta il burro. L'impasto finale dei panettoni dura circa 45 minuti, diviso in 2 tempi, 20-25 minuti in prima velocità e il rimanente in seconda velocità. Questo dà modo che l'impasto diventi liscio e si formi nella maniera corretta. Qua stiamo impastando un panettone al cioccolato, dunque andremo dopo a inserire del cioccolato alla fine dell'impasto, che farà in modo che il panettone diventi scuro con del cioccolato bianco all'interno. Questa parte di impastamento del panettone è molto delicata, bisogna inserire gli ingredienti un po' alla volta, aspettando che l'impasto li assorba. Ci prepariamo ad aggiungere del burro. Il panettone è un prodotto ricco molto di burro. Ecco, arrivati in questa fase dell'impasto andiamo ad aggiungere del cioccolato, anche questo preparato il giorno prima. Sono passati circa 35 minuti da quando abbiamo iniziato a impastare. Ce ne vogliono circa altri 8-10 minuti per chiudere l'impasto. Diamo gli ultimi colpi più veloci nell'impasto in modo che tutto il panettone si formi, dopodiché andiamo ad aggiungere il cioccolato bianco. Arrivati a questo punto l'impasto è pronto, andiamo a inserire il cioccolato bianco. Il nostro impasto di panettone, dopo un'ora di lievitazione, andiamo a rovesciarlo nel tavolo, dopodiché inizieremo a fare i pesi. Trascorsa la fase di lievitazione andiamo a prendere il panettone e fare la formatura finale. Schiacciamo così e lo andiamo a mettere negli strati. Fatta questa fase di formatura andiamo a mettere il panettone a lievitare in cella per circa 4-5 ore. Questi sono mini panettoni, sembra il cioccolato, pesano un netto circa e sono belli se si vogliono regalare come pensiero o da mettere sotto l'albero. Trascorse le 5 ore di lievitazione, i panettoni sono pronti per essere infornati. Prima però dobbiamo fargli un'incisione che permette che il panettone sfoghi e diventi bello alto. Aggiungiamo una noce di burro che fa sì che il taglio si apra meglio durante la cottura.
Qui invece abbiamo i panettoni piccoli, quelli da Etto, sempre al cioccolato, sono stati tutti tagliati, imburrati e pronti per la cottura. I panettoni sono pronti, vengono tutti capovolti fino a domani, finché si riposino meglio e si raffreddano meglio, e domani vengono imbustati e incartati. Ecco i nostri panettoni dopo che sono stati confezionati e pronti alla vendita. Ne abbiamo circa di 10 gusti diversi. Ogni anno cerchiamo di inserire un gusto nuovo per esaltare sempre il valore artigianale, il valore della ricerca che facciamo durante l'anno di trovare sempre dei gusti alternativi, e questo qua, insieme al packaging, a una serie di scatole, di immagini, esaltiamo sempre il lavoro artigianale. Questa fase qua avviene il terzo giorno da quando iniziamo a impastare il panettone al giorno che lo mettiamo negli scaffali.